Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Sicilia nella morsa del caldo e degli incendi. In 6 mesi 175 roghi hanno già devastato oltre 4.500 ettari di territorio. L'anticiclone africano porta sull'isola temperature record con punte oltre i 43 gradi e Palermo in allerta rossa. Scandalo CEFPAS, arresti domiciliari per il deputato regionale Riccardo Gallo afflitto. Il GIP dispone misure interdittive per altri 7 indagati al centro dell'inchiesta, presunti appalti pilotati, assunzioni e consulenze irregolari. Una villa trasformata in serra della droga. Nicolosi nel Catanese, sequestrati oltre 100 kg di hashish e marijuana, 3 arresti. Rapine seriali nel Catanese, arrestato un 47enne accusato di 4 colpi in 3 giorni. L'uomo individuato grazie a videosorveglianza e testimonianze. È alta la tensione sul futuro dello stabilimento Pfizer di Catania. Domani al via la mobilitazione dei lavoratori con i sit-in organizzati da sindacati, mentre istituzioni e parti sociali cercano una soluzione per salvaguardare oltre 500 posti di lavoro. Conto alla rovescia a Catania per il grande ritorno dei Modà. Domani sera la band di Checco Silvestre, protagonista la Villa Bellini con i brani più amati di oltre 20 anni di carriera. Sul palco anche Bianca Azzei. Calcio, il Catania ufficializza l'ingaggio del portiere Christian De Falco, mentre il DS Varrà continua a muoversi per completare l'organico in vista della nuova stagione. Serie B, il Palermo riparte bene con le 8 reti ai dilettanti del Gardena nella prima uscita stagionale. Subito protagonisti, nuovi arrivati e poi Ampalo, già in gol. Trovati incendi e caldo, un binomio che continua a doppio nodo a interessare la Sicilia. Ricordiamo che oggi Palermo è da bollino rosso, domani ancora una giornata di grande afa. A Catania ha attivato il servizio telefonico di ascolto e supporto dedicato agli anziani. Marco Gullà. 175 roghi e oltre 4.500 ettari bruciati. Il caldo in Sicilia fa purtroppo rima con gli incendi. I numeri riportati da Legambiente sono desolanti e da oggi la Sicilia entra nelle ore più difficili dell'estate. L'anticiclone africano continua a dominare il Mediterraneo e in queste ore porterà sull'isola temperature eccezionali con punte che nelle aree interne potranno superare anche i 43 gradi. Palermo oggi è da bollino rosso. Nelle vie centrali del capoluogo turisti e cittadini provano a fronteggiare il caldo con acqua e ventagli. Bisogna bere, ripararsi nei negozi, andare a fare un po' di shopping dentro i negozi, così si può fronteggiare. A lot of water, granite e shadow, basically. Probabilmente andando in spiaggia, facendo un bagno bello fresco, penso che si risolva. Abbiamo appena mangiato una coppa di anguria. Potremmo anche andare in spiaggia, sì. Andare al mare può sicuramente essere una valida alternativa. Allerta nei pronto soccorso e nella sala operativa del 118. Caldo torrido anche nelle province di Enna e Caltanissetta. Catania, invece, al momento è in livello 1 di allerta, non ancora da bollino rosso. Il comune ha però attivato un servizio telefonico di ascolto e supporto dedicato agli anziani, una voce amica per te, attivo al numero 095 742 2817. Sarà poi aperto H24 un dormitorio in via Filippo Eredia, facendolo funzionare anche da centro diurno. La struttura è completamente climatizzata per garantire un luogo fresco e sicuro a chi ne ha bisogno. Avete sentito, si è parlato di incendi e a Catania un vasto incendio si è sviluppato in un terreno privato nei pressi del Faro Biscari, distrutti diversi automezzi e alcune baracche. Si indaga sull'origine del rogo. Tonino De Mana. Un vasto incendio con un'alta colonna di fumo visibile a diversi chilometri di distanza si è sviluppato in mattinata a Catania in un terreno privato in via delle Ondine, non distante da Faro Biscari. Le fiamme hanno distrutto diverse baracche e numerosi automezzi. Sul posto, in seguito ad una chiamata alla sala operativa, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione di numerose bombole di GPL presenti all'interno dell'area interessata, scongiurando così ulteriori pericoli. Le operazioni di spegnimento sono state rese complicate anche per la presenza di diverse sterpaglie. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti polizia locale, agenti della sezione ambientale e polizia di Stato che ciascuno per le proprie competenze si sono occupati della gestione della viabilità, della messa in sicurezza dell'area e degli accertamenti del caso. L'origine del rogo è al vaglio degli investigatori.
L'inchiesta sul CEFPAS entra in una nuova fase. Il GIP di Caltanissetta ha disposto gli arresti domiciliari per il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto e misure interdittive nei confronti di altri 7 indagati. Rita Cinardi. Nuovi sviluppi nell'inchiesta Corte dei Miracoli sulla gestione del CEFPAS di Caltanissetta. La svolta arriva a poco più di un mese dall'esplosione dell'inchiesta. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari per il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto e misure interdittive nei confronti di altri 7 indagati. Le ordinanze sono state eseguite questa mattina dalla Polizia di Stato. Secondo l'accusa, Gallo Afflitto avrebbe sfruttato il proprio ruolo politico per condizionare la gestione del CEFPAS, sostenendo la permanenza del palermitano Roberto Sanfilippo alla guida dell'ente. Insieme avrebbero gestito un comitato d'affari per pilotare appalti, consulenze e assunzioni a vantaggio di parenti, amici e persone vicine agli esponenti politici. L'indagine avrebbe svelato anche una presunta irregolarità nella procedura di gara per la realizzazione di una biblioteca virtuale. Secondo la procura, inoltre, i contratti pubblici e gli incarichi talvolta sarebbero stati subordinati alla disponibilità sessuale e di tempo delle candidate. I compensi per le donne che accompagnavano il deputato nei suoi impegni sarebbero stati coperti con denaro pubblico attraverso contratti fittizi. Il giudice ha disposto la sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio per l'ex direttore del CEFPAS Roberto Sanfilippo, per l'ex direttore generale dell'ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci e per altri funzionari coinvolti nell'indagine. 6 mesi di sospensione sono stati invece disposti per il medico in pensione Salvatore Enrico Giammelluca, mentre all'imprenditore Pietro Tirone è stato vietato per 1 anno di contrattare con la pubblica amministrazione. Adesso andiamo nel Catanese. Una villa di Nicolosi era trasformata in serra e deposito di droga. Ma sentiamo tutto nel servizio di Desire Ferlito. Una villa di Nicolosi trasformata in serra e deposito di sostanze stupefacenti è quanto scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania, che nell'ambito dei servizi di contrasto ai traffici illeciti hanno arrestato in flagranza 3 persone. All'interno dell'immobile i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno sorpreso 2 uomini italiani e una donna di origine russa priva di regolare permesso di soggiorno, mentre erano intenti a gestire la coltivazione della marijuana e a confezionare panetti di hashish destinati allo spaccio. La perquisizione ha consentito di sequestrare circa 85 kg di hashish, 15 kg di marijuana, 33 piantine di canapa e una serra indoor completa di impianti e attrezzature per la coltivazione. Il narcotest ha confermato la natura delle sostanze sequestrate. Secondo le stime degli investigatori, se immessa sul mercato per lo spaccio, la droga avrebbe fruttato oltre 800.000 euro. Su richiesta della Procura di Catania, il Tribunale ha convalidato arresti e sequestro, disponendo la custodia cautelare in carcere per i 3 indagati. E adesso nel prossimo servizio delle immagini davvero emblematiche, quelle di un rapinatore seriale in azione. Parliamo di 4 colpi eseguiti a Catania, anzi nell'Interland catanese, in pochissimi giorni. Guardate, il servizio è di Lorena Dolci. Un coltello in mano e il volto coperto dal casco e poi la fuga con lo scooter, rubato anche quello. Era il modus operandi di un 47enne catanese che in pochi giorni, tra il 15 e il 17 maggio scorsi, ha messo a segno ben 4 rapine tra San Gregorio di Catania, Aci Catene e Aci Sant'Antonio. Prima l'uomo si è fatto consegnare l'incasso di un supermercato a San Gregorio. Il giorno successivo ha preso di mira un distributore di carburante della zona. La mattina del 17 maggio, invece, nel giro di 40 minuti, ha tentato un colpo in un supermercato di Aci Catena, fallito grazie alla reazione dei clienti, per poi ripresentarsi poco dopo in un altro esercizio commerciale di Aci Sant'Antonio. I sistemi di videosorveglianza e le testimonianze hanno permesso di individuare il responsabile, rintracciato alla guida del motociclo che sarebbe stato utilizzato per le rapine, su cui però aveva modificato la carrozzeria, convinto in questo modo di sfuggire alle ricerche. Nel corso di una perquisizione i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico e capi di abbigliamento simili a quelli indossati durante le rapine seriali. Andiamo a Scoglitti, in carcere il tunisino accusato di avere accoltellato un connazionale nel corso di una lite scoppiata vicino a uno stabilimento balneare. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri mentre era ancora in possesso del coltello utilizzato per l'aggressione. La vittima, raggiunta da fendenti all'addome, è in condizioni gravissime all'ospedale di Vittoria.
E adesso torniamo ad occuparci della carenza idrica. Ortigia, a Siracusa, reagisce grazie a un esposto presentato dal Comitato dei Residenti del luogo. Francesco Aloi. Io sono costretta a lavare i miei figli e a lavare me stessa con l'acqua imbottigliata. Io sono un'operatrice olistica e non ho i mezzi per lavarmi, né tantomeno fare lavatrici perché si romperebbero, quindi la situazione è catastrofica. Rubinetti a secco o quasi ormai da diversi giorni e chi vive a Ortigia è stanco di un'emergenza che non vede fine. In più di 250 hanno sottoscritto l'esposto presentato dal Comitato dei Residenti. Si chiede ad Aretusa d'Acque quali sono le cause reali di tutto questo disservizio, quali sono i tempi di ripristino e quali sono i servizi sostitutivi che hanno messo in piedi. Aretusacque è al lavoro per limitare i disagi, fa appello a ridurre i consumi di acqua, almeno per chi ce l'ha, e invita a segnalare i guasti al numero verde. Tutto questo però non soddisfa il comitato, che chiede anche l'intervento del Sindaco Italia. Ci dispiace la prolungata assenza del sindaco, il silenzio del sindaco che non stiamo trovando accanto a noi in questa terribile situazione. Ma l'emergenza acqua non riguarda soltanto Ortigia. Le segnalazioni arrivano anche dalla borgata Santa Lucia, da Fontane Bianche nella zona balneare e da Epipoli nella periferia nord, mentre l'acqua continua a perdersi per strada. Chiediamo soprattutto di adottare delle misure e quindi fare degli investimenti per attenuare o addirittura prevenire i rischi dei cosiddetti colpi di ariete, che sono quelli che hanno danneggiato, queste sono le stesse notizie che fornisce Aretosacque, hanno danneggiato la dorsale, per cui hanno messo in difficoltà tutta la città. E veniamo adesso alla delicata avvertenza Pfizer, il futuro dei lavoratori sono davvero tanti, 330 sono lavoratori a rischio licenziamento e il loro futuro, dicevamo, passa per il tavolo ministeriale convocato per il 22 luglio a Roma alla presenza del ministro Urso. Intanto domani il sit-in organizzato dai sindacati. Luca Ciliberti. Il futuro di Pfizer Catania è fortemente in bilico. Se ne è accorta anche la politica, che adesso si schiera al fianco dei lavoratori della multinazionale farmaceutica. Per domani è previsto il primo atto di protesta organizzato dai sindacati. In mattinata il sit-in a Catania davanti allo stabilimento etneo e a Roma. Il 22 invece il tavolo convocato al Ministero del Made in Italy davanti al ministro Urso, che già stamattina ha incontrato il sindaco di Catania Enrico Trantino. L'obiettivo è quello di individuare percorsi concreti per la salvaguardia intanto dei 330 posti di lavoro, ai quali si aggiungono un'altra quarantina dell'indotto che coprono i 2 dei 3 rami d'azienda in dismissione. Stamattina in municipio anche il Consiglio Comunale ha voluto ascoltare le ragioni dei lavoratori con una riunione a porte chiuse dei capigruppo insieme alle rappresentanze sindacali. I lavoratori non capiscono il perché di questa crisi, c'è chi parla di commesse rifiutate nel passato, vogliamo capire con la massima costruzione e preannuncio che già lunedì ci sarà un Consiglio Comunale straordinario, di modo che sentiremo le risposte dell'amministrazione comunale nelle interlocuzioni governative. Una gestione manageriale del sito veramente catastrofica. Negli ultimi 10 anni si è puntato a mantenere solamente il sito senza fare investimenti in un mondo, il settore farmaceutico, che viaggia alla velocità delle luci. Questa è un'avvertenza, che potrebbe avere conseguenze ben più pesanti dei 300 posti di lavoro paventati in licenziamento. Esatto, diciamo che certifica di fatto l'abbandono di Pfizer in terra siciliana, cioè questi hanno deciso già di spostarsi sicuramente nella parte asiatica dell'Europa per poi abbandonare il sito, perché chiudendo la produzione il penicillinico tu chiudi il cuore dell'azienda. La soluzione più concreta al momento è che se Pfizer dovesse lasciare il sito di Catania per più redditizi mercati orientali, si individuano i soggetti imprenditoriali che possono investire nel polo industriale etneo per salvaguardare gli oltre 500 lavoratori attualmente impiegati nell'azienda. Voltiamo pagina, stop al fumo su un tratto ben preciso della spiaggia di Marina di Ragusa. Prevista un'area dedicata ai fumatori, mentre però per i trasgressori scatteranno delle sanzioni. Veronica Barbarino.
Il fumo di tabacco rappresenta una minaccia per la salute pubblica e l'abbandono dei mozziconi costituisce un grave impatto ambientale. Con queste parole in delibera si è dato il via a Marina di Ragusa al divieto di fumo e di abbandono di mozziconi in spiaggia e nello specchio acqueo antistante fino a 100 metri dalla riva. Il tratto di litorale individuato dal divieto è questo. Tra la famosa rotonda sul mare e il lido, l'Arenile diventa ufficialmente una spiaggia senza fumo. Sono d'accordo con questa ordinanza perché non trovo corretto gente che fuma in spiaggia. Io mi metto qui per prendere il sole e riposare, non vorrei respirare un'aria non consona all'ambiente dove mi trovo. È stata un'ordinanza fatta bene, veramente, ci voleva. L'idea è buona, speriamo che continui così e che ci siano i controlli soprattutto. Un atto di civiltà lo traducono in molti, ma l'ordinanza non si limita a vietare il fumo, introduce anche un'area attrezzata per i fumatori, con un posacenere isolata dalle zone di maggior affluenza. Sono previsti controlli e sanzioni per i trasgressori, ma si confida nel buonsenso dei villeggianti, nel rispetto del bene comune. E adesso ci fermiamo, c'è una brevissima pausa e poi torneremo per parlarvi di una iniziativa che arriva dal PD per fare che a Lampedusa vada il premio Nobel per la pace. A tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, Lampedusa, premio Nobel per la pace. Il PD siciliano deposita un disegno di legge all'Ars per sostenere la comunità che ha fatto di più, si legge, per la fratellanza tra le nazioni. Luca Ciliberti. La storia di Lampedusa è una testimonianza di accoglienza, quella di un popolo che non si è mai girato dall'altro lato vedendo arrivare dal mare poveri disperati in cerca di una vita migliore. In questi giorni è stato depositato un disegno di legge del Partito Democratico a prima firma Giovanni Burtone per sostenere la candidatura della comunità di Lampedusa al premio Nobel per la pace. La proposta arriva a pochi giorni dalla visita di Papa Leone XIV sull'isola, avvenuta il 4 luglio, 13 anni dopo lo storico viaggio di Papa Francesco. La Sicilia deve riconoscere che a Lampedusa c'è solidarietà. I lampedusani sono stati sempre accoglienti. Papa Francesco nel 2013 disse: Dio sta piangendo di fronte ad una tragedia gravissima. Quelle lacrime sono state asciugate da un popolo che ha dimostrato veramente che si può e si deve fare di più. Il provvedimento, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali, mira a sostenere formalmente la candidatura della comunità lampedusana al riconoscimento assegnato dal Comitato Nobel, promuovendo al tempo stesso iniziative dedicate alla memoria civile dell'isola e alla diffusione dei valori della pace, dei diritti umani e della fratellanza tra popoli. La pace non si conquista soltanto con i trattati, si conquista anche con dei simboli. Il premio Nobel per la pace viene dato a chi ha costruito fratellanza e Lampedusa ha fatto questo. Il disegno di legge, intitolato Riconoscimento della comunità di Lampedusa come simbolo di pace, solidarietà e accoglienza a sostegno della candidatura del premio Nobel per la pace, è stato sottoscritto da tutti i deputati del gruppo del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana. Adesso alla musica, 20 anni di carriera, un tour estivo che toccherà la Sicilia in 2 date, 2 appuntamenti. Si comincia con Catania, domani alla Villa Bellini. Parliamo dei Modà. Desiree Ferlito. Senza parlare, azzurro come te, Conto alla rovescia per uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate catanese. Domani sera i Modà saliranno sul palco della Villa Bellini per il concerto inserito nel cartellone del Catania Summer Fest. le cose che mi fai. La band, guidata da Checco Silvestre, torna così in Sicilia con una scaletta che ripercorre oltre 20 anni di carriera, tra i grandi successi che hanno segnato intere generazioni e i brani più recenti. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole.
Ad aprire entrambe le date siciliane, quella di Catania e quella del 24 luglio al Velodromo di Palermo, sarà Bianca Azzei, legata ai Modà da una lunga amicizia e da una collaborazione artistica culminata nel nuovo singolo Ti amo ma non posso dirlo, un brano che racconta l'amore mai confessato tra due amici. Domani sera la Villa Bellini si prepara così ad accogliere migliaia di spettatori per una serata all'insegna delle emozioni e delle canzoni che hanno fatto la storia del pop italiano. Guardami, stringimi, pure fingi di amarmi. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, poi il calcio. Siamo al calcio Serie C, il Catania si muove su due fronti, mattinata l'unica seduta giornaliera di allenamento, mentre il mercato entra nel vivo con arrivi e partenze che si susseguono. Tonino De Mana. Campo e mercato. Il Catania si muove su due fronti in vista dell'inizio del campionato che scatterà domenica 23 agosto, anche se il primo impegno ufficiale della stagione è fissato per l'8 di agosto con la sfida al Vicenza, valida per il primo turno di Coppa Italia. Difficilmente per ammissione del DS Parra sarà un Catania al completo, visto che dinamiche e tempistiche di mercato impongono cautela e ragionamenti fino alle ultime ore della campagna di rafforzamento. Catania, che lavora in sede agli ordini di mister Longo, che in mattinata al Massimino ha diretto l'unica seduta giornaliera prevista per oggi. Intanto si susseguono arrivi e partenze. Il trasferimento di Casasola all'Union Brescia lascia un vuoto sulla corsia destra che potrebbe essere colmato dall'arrivo di Gianmarco Todisco, proveniente dall'Avellino, ma con esperienze con Cerignola, Sorrento, Santa Maria Cilente e Juve Stabia. Il reparto difensivo potrà contare ancora su Allegretto, che ha prolungato sino al 30 giugno 2028 e sull'innesto del romeno Mihai. Per la porta è ufficiale l'arrivo di Cristian De Falco, cresciuto nelle giovanili di Bologna, Imolese e Reggiana, reduce da un'ottima stagione con l'Igea Virtus in Serie D, dove su 22 presenze ha mantenuto la rete inviolata per ben 12 volte. Tanti nomi sul taccuino di Varrà, da Guerra a Groppelli a Rizzo Pinna, Del Sole e Merola. Sul fronte delle cessioni, probabili le partenze di Dini, Carnielutti e Donnarumma, mentre Frisenna sarebbe ad un passo dal Cittadella. E adesso al Palermo, che realizza 8 reti in amichevole. L'allenatore Pippo Inzaghi dice: abbiamo un debito con i tifosi rosanero. Marco Gullà. 8 gol e primi segnali positivi. Il Palermo vince la prima amichevole in ritiro, 8 reti alla formazione locale del Gardena. In campo i 3 nuovi acquisti, Hernani, Cassandro ed Estevez. Il primo gol della stagione lo segna Jonsen, destro all'angolino del norvegese. Poi la rete di Leduaron, terzo gol che arriva proprio 3 minuti più tardi, ancora con l'asse Augello Leduaron. Il 4-0 porta la firma del capocannoniere dello scorso campionato di Serie B, il solito Poyampalo. Poi dopo qualche minuto ancora il finlandese fa centro, 5-0, girandola di cambi nella ripresa. Entra tra gli altri il giovane Anghileri che fa 6-0. Al 75esimo arriva una perla da parte di Vasic che firma il 7-0 con una fantastica sforbiciata in area di rigore. Nel finale 8-0 su rigore di Ranocchia. Vedo grande carica, grande positività, vedo un gruppo che lavora molto bene. Queste per me sono le cose più importanti. Siamo molto fiduciosi. La squadra si è presentata bene, ma non avevo dubbi. I test dicono che i ragazzi hanno fatto bene durante le vacanze, che si sono allenati, si sono riposati, si sono poi allenati bene, si sono presentati come era giusto che si presentassero. Per cui abbiamo una grande occasione, avremo un campionato complicato e difficile come tutti in Serie B, ma ci sentiamo forti e insomma la strada è da perseguire e di cercare di migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Non ci sono altri aggiornamenti, dunque Sicilia 24 termina qui. Il nostro prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle ore 19. A tutti buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.